Carmen Lopresti, nuovo assessore al comune di Favara nell'amministrazione comunale del sindaco Antonio Palumbo, prende il posto del dottore Antonio Liotta che dopo 2 anni e mezzo lascia per motivi personali. È un nuovo ingresso, ma sulla scia del Partito Democratico. Che cosa ti spinge e che cosa ti ha spinto a dire sì? Ho pensato a lungo a quello che potessi dire oggi, ma credo che tutto si possa riassumere con una frase: che tutti i passi che ho fatto mi hanno portato qui ora. Quello che mi ha spinto è sicuramente poter restituire in qualche modo alla mia città quello che ho sempre guardato con ammirazione altrove. Non so se sarò all'altezza, non so se peccherò in qualcosa, ma sono sicura che con la collaborazione di tutti, anche ci tengo a ringraziare il dottore Liotta, possiamo fare un ottimo lavoro. È la tua prima esperienza dal punto di vista politico-amministrativo? Assolutamente sì, è la mia prima esperienza politica, quindi è inutile girarci intorno, non ho esperienze politiche, però quello che mi spingerà sarà sicuramente l'ingenuità, la semplicità e la trasparenza che ci porterà ad andare avanti. Infatti sono stata colpita qualche mese fa da un discorso in un congresso del Partito Democratico in cui la parola principale era ingenuità. Io l'ho cercata nel vocabolario e ingenuità significa proprio che nell'antica Roma era lo stato giuridico dichiarato libero. Grazie a questa libertà, a questa trasparenza, credo che insieme potremo fare un ottimo lavoro e in questo ci tengo a ringraziare anche il mio segretario Salvatore Bellavia, che ha creduto in me dal giorno zero, tutto il direttivo del Partito Democratico, il sindaco Antonio Palumbo e tutta la giunta, che insieme sono sicura che potremmo costruire un rapporto di fiducia e collaborazione. Antonio cambia ruolo, non lascia perché continua a far parte della squadra, ci aiuterà e supporterà in tutto quello che porteremo avanti perché fa parte del nostro progetto. Quindi Antonio cambia ruolo e inizierà un tipo di avventura diversa con questa amministrazione. Oggi sostituiamo ufficialmente l'assessore, sempre su proposta del PD, una giovane professionista che comunque si è già contraddistinta nella società civile, nell'informazione, nell'attività che fa e nel lavoro che svolge. Un nuovo ingresso che potrebbe dare una nuova linfa. Abbiamo saputo che ci sarà una rimodulazione delle deleghe. Sì, a 2 anni e mezzo al giro di boa abbiamo preferito approfittare di questa occasione per poter dare continuità meglio al lavoro. Abbiamo rimodulato le deleghe in base all'esperienza acquisita in questi 2 anni e mezzo, abbiamo quindi dato una limatura alle varie deleghe dei nostri assessori. Il nuovo vice sindaco? Sarà Emanuele Schembri. Esperienza ottima, molto edificante e qualificata, che mi ha permesso di vivere momenti importanti in tutti i settori di cui mi sono occupato, dall'arte, beni culturali, attività produttive, turismo e quant'altro ancora. 10 deleghe pesanti che ho cercato di portare avanti con un principio ben preciso, di fare e fare bene. Ci sono riuscito, non posso essere io a dirlo questo, però gli atti pubblici e le realizzazioni credo che qualcosa lo possono dire. Adesso lasci il passo a una ragazza alla prima esperienza amministrativa. Sì, è vero, è una ragazza, comunque una giovane molto preparata, culturalmente valida, e io credo che riuscirà a svolgere i vari compiti a cui sarà chiamato. Ma perché Antonio Liotta se ne va? Per ragioni prettamente personali, ho necessità, per ragioni mie specifiche, di poter porre più attenzione in alcune cose che ho tralasciato, ho dovuto tralasciare, pensando anche a me stesso, agli affetti familiari e poi ad attività culturali che dovrò sviluppare nel tempo. Antonio Liotta cittadino rimane sempre. Grazie.